Ci sono ancora i panni stesi nel casolare di via Bianchini immerso nel verde della campagna di Carbonera. Biancheria, pantaloni, la felpa di una tuta sono di Bruno Bardi, l'autotrasportatore di 59 anni che questa mattina è rimasto vittima di un incidente sul lavoro, l'ennesimo, all'interno di una ditta nel Bergamasco. Mentre stava sciogliendo le cinghie che reggevano il carico del camion che aveva appena portato in azienda, è stato travolto dalla caduta accidentale di un imballo di plastica compatta del peso di 5 quintali. Inutili i soccorsi, l'uomo è stato sopraffatto ed è rimasto schiacciato sotto quel peso ed è morto sul colpo. Nelle immagini girate dall'emittente Antenna 2 di Clusone, il grande camion con una parte dell'imballaggio a terra, sotto shock gli altri operai della ditta. Sul posto sono arrivati subito i vigili del fuoco, i carabinieri e gli ispettori di ATS, Agenzia Tutela della Salute della Regione Lombardia. Bruno viveva a Carbonera in questo casolare di campagna insieme alla mamma. Primo di 3 fratelli, era rimasto lui in famiglia, si prendeva cura della mamma di 85 anni. Ad avvisare la donna del tragico incidente il fratello più piccolo, Luca, che da tempo si era trasferito a Villorba. Una famiglia di contadini, il papà era mancato tempo fa, era rimasto Bruno ad accudire l'anziana. Dopo aver aiutato la famiglia nel lavoro sui campi era diventato autotrasportatore, prima in proprio, poi alle dipendenze della ditta Codognotto. Decisiva sarà ora la perizia sul mezzo per capire se il carico fosse assicurato male o se si sia trattato di una tragica disattenzione nell'allentare le cinghie. Il comune di Carbonera con il sindaco Federica Ortolana da subito ha espresso vicinanza alla famiglia e si è messa in contatto con il fratello. Io non lo conoscevo direttamente, ma dei consiglieri sì, e appunto la notizia è arrivata in municipio questa mattina per tramite delle forze dell'ordine, appunto è stato un fulmine a ciel sereno. Mi dicono che Bruno era un gran lavoratore e anche una persona che amava la compagnia, e quindi hanno tutti un bellissimo ricordo appunto, di questo signore che purtroppo appunto oggi ci ha lasciato appunto, in circostanze che sono ancora da verificare.